Buonasera a tutti, grazie di aver sfidato le intemperie per un argomento che sicuramente non vi deluderà. Allora, io faccio una piccola premessa doverosa perché quando io ho iniziato a collaborare con Spazio Aperto e avevamo da mettere giù il programma su quelli che erano gli argomenti da trattare, io ho privilegiato sempre, come voi oramai mi conoscete, degli argomenti che trattassero soprattutto le particolarità del territorio e soprattutto l'artigianato artistico, eccetera. E io fin dall'inizio avevo in mente questo argomento del Riseux perché lo ritengo un argomento straordinario. Intanto, se qualcuno di voi è stato alla conferenza sulla land art, penso che possa essere considerato veramente una land art ante litteram questo manufatto, diciamo così. Io per parecchi mesi ho cercato tra le mie conoscenze qualcuno che potesse trattare l'argomento in maniera, diciamo, sostanziosa. E non l'ho trovato, mi sono veramente impegnata ma non c'è stato verso. Poi io sono marchigiana, come voi sapete, quando ero giù nelle Marche mi arriva una telefonata di una mia amica che mi dice: guarda che c'è una conferenza che presentano un libro sul Riseux, e io dispiaciutissima ho detto: mi raccomando, prendi tutti gli estremi, i contatti, che poi, ecco, vedete che quando abbiamo fiducia che una cosa soprattutto è buona per noi e per gli altri, poi basta affidare questo desiderio all'universo e questo risponde. È veramente stata una coincidenza che mi ha estasiato. Ho detto: ma guarda un po', me l'hanno veramente preso, mi è caduto nel piatto. E allora chiaramente ho contattato i relatori, perché il libro è già stato presentato in altri posti, poi i relatori vi diranno dove, come e quando, anche altri luoghi sarà ancora di nuovo trattato l'argomento, e quindi io vi presento con molto piacere. Quindi io non ho sentito questa conferenza, quindi anche per me è la prima volta e sono curiosissima di ascoltare. Vi presento l'architetto Manuel, Rosangela, e la storica Barbara Bella. Ecco, vi lascio a loro. Ecco, va bene, grazie. Allora, buonasera a tutti. Vedrete che sarà un format un po' particolare questa presentazione, perché abbiamo scelto di non fare la classica presentazione del libro, anche perché sennò non potremmo portare avanti il discorso di presentarlo su più sedi, perché non siamo degli scrittori come non siamo degli oratori, vedrete. Però sicuramente, insomma, l'argomento è molto interessante e si svolgerà, diciamo, da sé quasi. Questo libro è nato per un'intuizione, diciamo, nasce anche da persone che sono viaggiatori, sono appassionati di fotografia prima di tutto, ma con una parte, diciamo, di competenza tecnica, tra virgolette, che è quella in particolare mia, perché faccio l'architetto come mestiere. Di conseguenza, nella nostra poliedricità di interessi abbiamo seguito una linea che era quella della curiosità prima di tutto, e quella di un'urgenza che è mia, ma che ho ritrovato anche nell'incontro con Daniela, perché non ci conoscevamo ed è un aspetto comune che ci piace curare, che è quell'urgenza di passare conoscenza, e questa conoscenza si può trasmettere con delle piccole cose. A volte non bisogna aspettare il convegno, ma attraverso degli intermezzi, come possono arrivare casualmente, come appunto l'uscita di un libro, o anche una fiera, perché adesso poi vi racconterò dove siamo andati usando il libro come pretesto. È il modo migliore, diciamo, per seminare e per far scoprire degli argomenti che naturalmente non sono sempre trattati in maniera, diciamo, tecnica, perché diventerebbe appunto una conferenza o qualcosa dedicata solo agli addetti ai lavori. E come Daniela, io sono per non fare le cose per noi, cioè come diciamo tecnici, come architetti, perché poi noi architetti ci parliamo spesso addosso e quindi poi alla fine non creiamo quell'humus necessario appunto a trasmettere questa conoscenza. Vado sul libro rapidamente, poi vi introduco
soltanto il video che abbiamo fatto ad hoc per come presentazione del libro, perché così vi porta intanto dentro uno scenario che è quello tipico del viaggio, perché poi sarete, come posso dire, portati con la curiosità a dire vado a vederlo, vado a scoprirlo, vado a cercarlo addirittura, perché tanti luoghi non sono così scontati e conosciuti come, diciamo, i più famosi, come ad esempio può essere Santa Margherita, che ha un sagrato bellissimo davanti proprio alla chiesa di Santa Margherita. Un'altra cosa che vi lascio come suggestione è che normalmente questi manufatti vengono calpestati e quindi normalmente a volte non ce ne accorgiamo neanche che esistono, o addirittura che siano così belli, per quanto siano inseriti in un certo ambito del saper fare dell'uomo. Quindi adesso facciamo partire il video e vi invito così a godere e basta, diciamo. Poi vi racconto altre un minimo di sorpresa, almeno, perché sono immagini abbastanza inconsulate. Adesso le lasciamo andare un po' così le rivedrete. Come avrete visto, le immagini sono realizzate col drone, sono immagini realizzate da Darko Perrone, che è uno dei coautori del libro, insieme a Marisa Ballaglio e me, che ho curato il libro ovviamente, e nasce proprio per un'intuizione, vi dicevo, perché i due coautori sono di fuori, come sono uno di Saronno, l'altro di Sarajevo, e nasce tra amici questa avventura, e mi è stato chiesto ad un certo punto cosa potesse essere per loro un soggetto da fotografare, perché siamo tutti appassionati di fotografia. E la cosa più seriale che mi è venuta in mente, anche perché appunto avevo avuto modo di restaurare un Risso insieme a degli artigiani veri, è stato proprio questo tema, il Risso, una cosa sconosciuta ma che fa parte del patrimonio assolutamente ligure, ma che arriva da lontano, quindi un tema assolutamente da scoprire, da portare in evidenza. Da lì siamo partiti a una ricerca, diciamo, spontanea, perché quello che c'era su internet era ancora poco, diciamo, no? Comunque molto rispetto al passato, e molto rispetto al passato cartaceo, perché infatti Daniela, quando ci siamo conosciuti, la prima cosa che ha fatto mi ha portato un preziosissimo volumetto della Casana di un po' di anni fa, 20 anni fa, infatti parliamo sempre con delle decine di anni dietro,
e dove sono riprodotti alcuni dei sagrati che abbiamo visti. Vi dico che il sagrato è stato scelto come tema, è stato limitato appunto a questo tipo di manufatti semplicemente perché l'argomento ci è un po' esploso in mano, nel senso che ad un certo punto siamo arrivati a 56 Risseux nel giro di 3-4 mesi di campagna fotografica, e abbiamo detto ci fermiamo, restringiamo il tema, il territorio soprattutto per quello che vedete nel sottotitolo, la Liguria dei Risseux da Portofino a Moneglia, lasciando poi chiaramente ad un prossimo futuro l'ampliamento di questo argomento, perché merita ovviamente, e abbiamo delle idee per proseguire il lavoro. Tornando indietro, il discorso del Risseux nasce proprio da lontano. Per noi è un manufatto ligure, per noi fa parte sempre di questa fintamente definita arte povera, ma arte povera non è se guardiamo semplicemente anche alle decorazioni che riproducono, alle raffigurazioni che riproducono questi Risseux. Arrivano da lontano perché si rifanno ai mosaici greco e romani, quindi c'è tutta come posso dire, una suggestione antica che arriva appunto da molto lontano attraverso un denominatore comune, un filo conduttore che poi alla fine è quello del viaggio. Siamo in Liguria, una terra di navigatori. Il fatto che con Barbara più di una volta abbiamo fatto questi incontri insieme proprio perché ci sono delle raffigurazioni che riproducono velieri o comunque imbarcazioni che meritano un approfondimento anche dal punto di vista storico, perché si apriranno, vedrete anche dal punto di vista storico di curiosità, altri scenari che non si limitano al manufatto in sé. Vado a braccio perché la parte tecnica del Risseux, vi do semplicemente un cenno, nasce come una pavimentazione la cui funzione doveva essere semplicemente quella di limitare uno spazio che fosse drenante per poter agevolmente essere percorso o diventare un'area di sosta, perché tanti Risseux, quelli più rustici, venivano utilizzati proprio, che ne so, ad esempio nell'area destinata alla sosta delle carrozze, se parliamo dell'Ottocento. Noi abbiamo visto che la maggior parte di quelli appartenenti al repertorio che abbiamo trovato noi sono di quest'epoca, cioè c'è un'esplosione dalla prima metà dell'Ottocento in poi, e abbiamo tra i più raffinati e i più semplici, perché noi abbiamo messo tutto, quindi anche i sagrati che apparentemente sembrano forse più insignificanti, ma anche quelli diventano una traccia di cosa poteva esserci, perché parte di quello che abbiamo perso l'abbiamo perso perché non ne abbiamo avuto cura. Noi abbiamo, insomma, siamo arrivati un po' anche a questa conclusione, diciamo pure uno spunto di riflessione, perché occupandomi, io sono più nel settore dei beni culturali, e la maggior parte delle volte ci troviamo davanti ad interventi di restauro che hanno un livello di degrado tale che ti domandi come mai siamo arrivati fino a questo punto, come mai non abbiamo avuto cura di un qualcosa che è un nostro patrimonio, che è un nostro tesoro che dobbiamo preservare, anche perché fortunatamente siamo in questo momento, in un momento in cui stiamo scoprendo che forse è proprio il nostro capitale per quanto riguarda, permettetemi il termine, nella migliore accezione, nell'industria del turismo, se vogliamo finalmente far rientrare i beni culturali in quello che non è un aspetto semplicemente di conservazione, ma di fruizione, di apertura a tutti, perché diciamo, la bellezza deve essere condivisa. Allora la bellezza poi ti dà la possibilità di trasformare anche qualcosa che è uno stile di vita, è una sensibilità diversa che viene trasmessa anche tra di noi, semplicemente perché siamo qua, ma che ci porta fuori a vedere le cose in un modo diverso e sicuramente ad averne cura, e ci porta a una gentilezza, diciamo, no? In qualche modo. Quindi io già faccio un mestiere privilegiato proprio perché stando nel bello, diciamo, abbiamo anche una maggiore responsabilità a trasmettere, e quello che
ci sacrifica un po' oggi anche come tecnici è la burocrazia, ma questo ne facciamo la spesa credo a tutti i livelli. Barbara ne sa qualcosa perché oltre ad essere una professionista nel suo come competenza di alto livello come storica, ha, diciamo, lavora in un ente pubblico. Scusate, mi siedo un attimo perché ho un momento di bloccamento. E quindi Barbara, stando addirittura in un ente pubblico, a maggior ragione sente, diciamo, questo vincolo che viene dato appunto dalla burocrazia. Però noi non ci fermiamo e un altro spunto, vi lancio proprio dei flash, perché il mio obiettivo è quello di portarvi su un tema che non ha notizie storiche da trasmettervi, perché noi abbiamo fatto una ricognizione sul territorio e non abbiamo avuto modo di trovare delle tracce precise a livello di documentazione storica, per cui, che ne so, su Santa Margherita magari forse sì, però non abbiamo approfondito, ma su molti dei sagrati che avete visto nel video non abbiamo notizie certe, quindi non sono in grado di raccontarvi, al di là che abbiamo trovato delle sigle sui sagrati, però le sigle non abbiamo mai trovato una corrispondenza a un nome e un cognome, quindi abbiamo potuto soltanto ipotizzare che potessero essere i nomi degli artigiani che hanno realizzato l'opera o di chi l'ha restaurato, perché in alcuni casi ci sono ad esempio le datazioni che ti indicano la realizzazione, l'anno di realizzazione, ma anche l'anno di ripristino ad esempio di un sagrato. Vi ho detto che appartengono alla cosiddetta arte povera, proprio però per il tipo di realizzazione e la competenza che dovevano avere questi artigiani. Non può essere definita arte povera, ma io la metterei nell'artigianato alto, al di là della semplice decorazione che si può vedere. Addirittura hai visto sulle cupole, sono qualcosa di notevolissimo livello e difficoltà. Esatto, esatto. Forse anche questa è un po' inedita, quindi vi invito a guardare per terra, ma vi invito anche a guardare in aria ormai, perché la tecnica del risso l'abbiamo rivista anche appunto sulle cupole. Quindi il discorso dell'artigianato e del saper fare per noi è molto importante, perché quello che portiamo avanti come discorso, anche io come tecnico, è proprio quello di non interrompere la conoscenza. Quindi io sono molto avanti rispetto al pensiero di non essere sacrificati dalla burocrazia, perché questa uccide la conoscenza per lo più, cioè la conservazione ci vuole, ma ci vuole anche un respiro per poter trasmettere e preservare e conservare e quindi valorizzare. Sono tutti verbi che forse sono un po' abusati oggi e magari a volte cadiamo dentro un qualcosa che diamo per scontato, mentre invece non è così assolutamente. L'artigianato del Risso fa parte dell'artigianato ligure più alto, ma che riguarda anche l'oreficeria, che riguarda la falegnameria, abbiamo degli esempi a livello artigianale come le chiavarine, voglio dire che sono di nuovo un altro patrimonio, no, della Liguria. Quindi il saper fare per me non può essere catalogato, diciamo, o identificato in un artigianato di serie A o di serie B. È artigianato quando è fatto bene, quindi saper fare, trasmettere le conoscenze, le tecnologie e il saper fare di un determinato manufatto, in questo specifico caso quello del risso, deve essere un'urgenza, una responsabilità da portare avanti assolutamente. Diventerete critici anche quando incontrerete i rissori, perché nell'andare in giro appunto a visitare in questo caso i sagrati, ma noi abbiamo dato un cenno anche a tutto quello che è il risso in campo civile. Voi avete Villa Durazzo, qua ha un parterre bellissimo, è molto ricco, molto articolato, no? Nella decorazione, molto fine. È sempre artigianato, ma non possiamo dire che sia minore o maggiore, è un saper fare nel senso più alto del termine.
e diventerete anche critici, perché vi accorgerete come il riso fatto bene o un ripristino, un restauro fatto bene, come può essere, vi porto un esempio del sagrato di San Pietro di Zoagli, che lo conoscete? Sì. Ecco, a me, io sono stata ingannata, pensavo fosse stato un ripristino, quindi un restauro ma con delle integrazioni, mentre invece è stato completamente sollevato e ricostruito dagli artigiani, in questo caso i fratelli della ditta Vigo sono di Genova, mi viene Bolzaneto, invece non è Bolzaneto, non mi ricordo, comunque di Genova, lavorano tanto qua nella vostra area tra l'altro, e questo sagrato è stato completamente sollevato e ripristinato, ma ricostruito. Vi accorgerete che sembra fatto ieri, una cosa fatta però mantenendo questa atmosfera di antico. Il punto è che loro hanno utilizzato le pietre che c'erano, quindi hanno riprodotto il disegno. Non so se sapete anche la tecnica, è esattamente quella dell'affresco, cioè si usa una sinopia, si usa naturalmente stendere la base, ma poi si usa, come nella tecnica della sinopia, un cartone bucherellato, si riproduce il disegno e poi i fossaie vanno a posizionare le pietre che stanno insieme per compressione, quindi non deve esserci cemento nelle opere fatte, diciamo, o anche appunto nei restauri, stanno insieme appunto per compressione, quindi non c'è bisogno di un cemento che diventa un intervento irreversibile per quanto riguarda il domani. Cioè i nostri interventi, una regola del restauro è proprio l'intervento deve essere rimosso, adesso non danno in termine, reversibile. I nostri interventi devono essere reversibili, dovremmo riuscire a tornare sempre allo stadio in cui abbiamo trovato il tipo di intervento. Questo vale sia negli allestimenti, quando ci troviamo ad esempio in opere tipo un castello non troverete mai degli interventi che diventano definitivi, fatti oggi, sono sempre interventi reversibili. E lo stesso quando si interviene su dei materiali che possono essere il lapideo. Il lapideo, quando si va a restaurare un monumento in marmo piuttosto che in bronzo, sappiamo che dobbiamo rispettare le patine, sappiamo che quella patina protettiva che noi andiamo a mettere si consumerà semplicemente per gli agenti atmosferici. Sappiamo che andiamo a mantenerlo bene, di conseguenza prevediamo sempre in un piano di manutenzione dopo 5 anni di andare a ridare il nostro protettivo e via così. Allora, io andando a braccio naturalmente cammino, quindi se siete d'accordo lascerei le domande tutte alla fine e sono a vostra disposizione, però passerei la parola a Barbara, così vi proietta in uno di quei file che si aprono guardando anche il libro, perché il libro per noi è un vero strumento, è un ambasciatore di saper fare ligure al mondo, tant'è vero che poi vi lasceremo un po' i link, ma vedrete che il libro sta viaggiando anche fuori dalla Liguria ed è un testimone prezioso per far conoscere i nostri borghi poi sostanzialmente, perché la ricognizione che abbiamo fatto è sui borghi e sui paesi, ancora prima che sui manufatti in sé, e vi proietterà in un file che in questo caso è molto interessante perché vi darà ulteriori suggestioni, ulteriori approfondimenti da fare se gradirete insomma di approfondire il tema. Grazie. Bene, entriamo nello specifico. Vorrei però prima riallacciarmi a 2 elementi importanti che ha introdotto Rosangela, cioè la impossibilità sostanzialmente di datare questi manufatti e il loro carattere assolutamente di arte spontanea e popolare. In questo senso mi piace dire e mi piace ripetere che il Risseux assomiglia molto all'edicola devozionale
perché è anch'essa espressione della religiosità popolare, dell'attaccamento delle persone del luogo ad un culto, ad una chiesa, viene realizzata senza velleità artistiche, anche se molto spesso sono molto belle, ma vengono realizzate proprio a puro scopo devozionale con materiali reperibili sul posto, esattamente come i risseux. I risseux sono prie de mar, ciotoli di fiume, di mare, non costano nulla, e alla realizzazione del risseux partecipavano, ancora oggi in alcune parrocchie partecipa, tutta la popolazione coralmente, proprio in segno di attaccamento alla propria chiesa. Ricordo il caso di intorno al 2000-2001 di Santa Sabina di Trigoso, dove per qualche anno tutta la popolazione, dai bambini alle persone anziane, ha lavorato per ricostruire questo antico risseux rifatto, rifatto però sui modelli precedenti. E tutti si sono prestati ad andare a raccogliere i ciottoli al fiume, ognuno per quello che era la sua disponibilità di tempo, la sua capacità, ha dato una mano, e questo è estremamente interessante. Come per le edicole, anche i risseux sono stati fatti e rifatti, molto spesso richiamandosi, diciamo ricalcando quello che era il precedente manufatto, e quindi in questo senso c'è probabilmente, non lo potremo mai sapere perché non esistono documenti che appunto documentino la storia del risseux o dell'edicola devozionale, ma molto probabilmente nei rifacimenti ci si è attenuti a quello che era il manufatto precedente. Andiamo ad analizzare qualche filone così artistico e anche storico, e vedremo perché, che possiamo desumere da questa carrellata di risseux del Levante Ligure. Avete visto tra l'altro che belli sembrano, proprio anche visivamente sono molto belli, sembrano quasi merletti. Noi non ci accorgiamo quando li calpestiamo perché non abbiamo una visione d'insieme, ma vedendoli dal drone, dall'alto, possiamo veramente goderli in tutta la loro interezza, in tutta la loro bellezza. Cominciamo dal tema del mare. Ovviamente siamo sulla costa, siamo a Chiavari, siamo a Santa Margherita, e quindi ritorna il tema del brigantino, dell'imbarcazione utilizzata dalle popolazioni costiere per i loro commerci. Ed ecco quindi un particolare che voi vedete del risseux di Sant'Erasmo qui a Santa Margherita Ligure. Sant'Erasmo è il protettore dei naviganti, era un culto arrivato, portato dai naviganti di Gaeta che frequentavano il porto di Genova. Avevano scelto come loro, diciamo, come centro di questo loro culto la chiesa di Santi Nazario e Celso a Genova, e di lì poi il culto di Sant'Erasmo si era irradiato nelle riviere. C'è un oratorio importante dedicato a Sant'Erasmo a Voltri e un altro altrettanto importante qui a Santa Margherita, e quindi sul risseux di questo oratorio non poteva mancare la